Allora riprendono, anzi sono già in corso gli appuntamenti 2018-2019 di TAIUS, questa bella iniziativa che l'Università degli Studi di Udine offre non solo agli studenti ma anche alla cittadinanza, no? Sì, abbiamo iniziato il 17 di ottobre con il primo, che era concentrato sul tema della fiscalità e dello sviluppo sostenibile. Adesso abbiamo il prossimo, mercoledì prossimo, il 21 novembre, lo terremo a Palazzo Kechler e ospiteremo Maddalena Neglia, che tra l'altro è una nostra ex studentessa, nel senso che si è laureata da noi, adesso è la direttrice del Globalization and Human Rights Desk presso questa International Federation for Human Rights, quindi parleremo proprio di imprese multinazionali e diritti umani, se è un binomio realizzabile o non, quindi discuteremo insomma, dell'idea Certo. che sta circolando di fare un trattato giuridicamente vincolante proprio per le imprese multinazionali per assicurare il rispetto dei diritti umani. E poi quest'anno abbiamo una novità nel format, che è questa sezione intitolata Ingegno Friulano, durante la quale ospitiamo un personaggio in senso positivo ovviamente del Friuli Venezia Giulia. E mercoledì prossimo avremo con noi due del gruppo Carniket che hanno poi anche curato il nostro inno, insomma Ixunt Futura, che è l'inno del nostro Ateneo, per cui li ospiteremo. Sono anche loro laureati peraltro in giurisprudenza, quindi abbiamo un taius tutto di giuristi proprio mercoledì prossimo. Ecco, lo ribadiamo per l'ennesima volta, Uh-huh. giusto per ricordare il concetto anche dell'iniziativa, no? Il TAI con gli US, cioè Sì, diciamo il vivere bene la friulana, però con la giustizia e con quello che è la legge in un certo senso, sì, no? questo nome Taius in verità è stato coniato da una collega che ha proprio messo insieme l'espressione Tai con l'espressione Ius, che vuol dire diritto. È un'occasione un po' per fare questo aperitivo, di solito alla fine facciamo un aperitivo durante il quale ospitiamo un'impresa vitivinicola del territorio, quindi del Friuli Venezia Giulia, però è anche un'occasione per discutere di diritto perché scegliamo sempre un tema di attualità, ospitiamo un giurista, un esperto che può essere un professore universitario, un avvocato o anche un imprenditore che discute con noi un tema di diritto e poi alla fine concludiamo insomma con un buon TAI. E questa è una cosa anche simpatica per attrarre, no? In un Sì, certo e senso, anche per far anche... conoscere le aziende proprio del territorio, perché ce Certo. ne sono molte conosciute e molte invece che hanno ancora voglia di farsi conoscere e quindi noi le ospitiamo anche per questa ragione. La volta scorsa, peraltro in ottobre, non abbiamo fatto un TAI a base di vino, ma a base di birra, perché abbiamo ospitato nella sezione Ingegno Friulano il professor Buiatti che ha curato proprio il progetto della birra Con dell'Ateneo di Birius avete Udine. fatto. Sì, un birrius e quindi abbiamo degustato la birra del nostro Ateneo, quindi ogni tanto variamo per dare spazio anche ad altre realtà, ovviamente Certo. sempre del Friuli Dunque possiamo Venezia dire Giulia. che l'Ateneo friulano non si ferma mai, No, è non si ferma operativo mai, ogni giorno, è possiamo dire. operativo, ci sono tantissime iniziative. Questa iniziativa nasce dal Dipartimento di Scienze Giuridiche ma ha beneficiato di una buona accoglienza proprio presso il nostro Ateneo in generale, quindi abbiamo il direttore generale che ci appoggia anche economicamente perché tutto questo, insomma, noi retribuiamo le Certo. aziende, quindi ha un costo. Per cui adesso siamo ripartiti con questa stagione, ne prevediamo uno al mese, in marzo proveremo anche una nuova formula che è un po' ubi societas tibi, ibita ius, riprendiamo il brocardo ibi ius ma lo trasformiamo anche qui ibita ius, una formula un po' più corale, vediamo come va, la testiamo a marzo, quindi poi magari verrò a raccontarvi com'è andata.